Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ancora in gravissime condizioni la ragazza di Piazza Armerina caduta dall'auto in corsa al culmine di una lite col fidanzato. Ai sanitari dell'ospedale di Caltanissetta ha raccontato di essersi lanciata da sola. Morti di freddo 2 dei migranti soccorsi dalla nave Humanity nel canale di Sicilia, altre 7 sono annegati, tra i sopravvissuti una madre e un bambino con gravi ustioni. Preghiamo e speriamo per la pace, il messaggio della cantante palestinese Miriam Toucan che si è esibita a Catania in duo con un chitarrista israeliano. A Catania, piazza intitolata ai Vigili del Fuoco, abbandonata nel degrado, rifiuti e vetri davanti alla stele, distrutta anche l'altalena. Calcio, il Catania vince 2-0 il derby col Siracusa con una rete per tempo, il tecnico toscano, partita perfetta, al provinciale pari interno per 1-1 del Trapani col Giuliano. Serie B, colpaccio del Palermo sullo Spezia 2-1 con i gol di Paiampalo e Pierozzi. Bentrovati, ancora ricoverata nel reparto di rianimazione all'ospedale di Caltanissetta la ragazza di Piazza Armerina che si è lanciata all'auto del fidanzato. È stata lei stessa a raccontarlo ai sanitari. Il servizio di Rita Cinardi. Non si danno pace i genitori della 19enne di Piazza Armerina che 2 giorni fa si è lanciata dall'auto in corsa del fidanzato al culmine di un litigio. Una ragazzata, così è stata definita da chi conosce la 19enne, che le è costata cara. La giovane è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia dove è tenuta in coma farmacologico. A quanto pare era stata la stessa ragazza, ancora cosciente e in grado di parlare, a raccontare al suo arrivo al pronto soccorso di Piazza Armerina di essere stata lei stessa a lanciarsi dall'auto in corsa del fidanzato. Stavano litigando e lui le ha detto che l'avrebbe riaccompagnata a casa, ma lei, che probabilmente non si aspettava le gravi conseguenze alle quali sarebbe andata incontro, si è lasciata cadere sull'asfalto. L'impatto è stato devastante, ma inizialmente la ragazza era ancora cosciente, riusciva a comunicare. Poi di ora in ora l'emorragia cerebrale dovuta al trauma si è fatta sempre più grave ed è stato disposto il trasferimento in elisoccorso all'ospedale Sant'Elia. I neurochirurghi durante un intervento difficilissimo sono riusciti a ridurre la grave emorragia e adesso si dovrà aspettare ancora qualche giorno per capire quando e se la ragazza potrà essere risvegliata dal coma farmacologico. 2 incidenti stanno paralizzando il traffico sull'autostrada 29 Palermo-Mazzara del Vallo in entrambe le direzioni. Il primo incidente riguarda, lo stiamo vedendo in questa foto, un tir che si è ribaltato, il tratto autostradale della 29 è chiuso al traffico fra gli svincoli di Carini e Capaci in direzione Palermo. Il mezzo pesante è uscito fuori carreggiata all'altezza dello svincolo, invadendo anche la carreggiata opposta. Previsto un percorso alternativo sulla strada statale 113 settentrionale Sicula. Il secondo incidente in direzione Trapani si è verificato all'altezza dello svincolo di Mondello e ha paralizzato la viabilità in uscita, aggravando ulteriormente la situazione. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Alfonso Spalma, il calmeriere di Porto Empedocle, ritrovato cadavere sotto il suo furgone. L'uomo era molto ben voluto in città, su questo caso stanno indagando i carabinieri. Desiree Ferlito. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla morte del cameriere quarantenne di Porto Empedocle, Alfonso Spalma. Il cadavere dell'uomo, una persona molto ben voluta in città, è stato ritrovato sabato sera. Era sotto il suo furgone nel rione Le Cannelle. Dopo la prima ispezione cadaverica, i carabinieri hanno escluso l'ipotesi di morte violenta. Contrariamente a quanto ipotizzato e riferito dai soccorritori, sul corpo non c'erano ferite da arma da sparo. Il mistero sulla causa del decesso però rimane. La dinamica non è chiara e gli accertamenti sono in corso, fanno sapere i militari. L'area dove è stato ritrovato il corpo del quarantenne, una strada già da tempo interdetta al traffico, anche se qualcuno ancora ugualmente transita, è stata posta sotto sequestro. Sarebbero morti per il freddo i 2 migranti sudanesi di 28 e 30 anni soccorsi dalla nave ONG Humanity One e sbarcati ieri mattina in fin di vita a Porto Empedocle. Assieme a 34 sopravvissuti, altri 7 sono morti annegati. L'ispezione cadaverica effettuata ha accertato che sono morti per una ipotermia prolungata. I migranti si trovavano almeno da 4 giorni a bordo di un gommone in avaria colpito da onde alte fino a 3 metri con provviste insufficienti. Diversi sono arrivati in stato di incoscienza e molti di loro riuscivano a malapena a stare in piedi. Una madre e il suo bambino hanno riportato gravi ustioni.
In questi giorni di grande attesa per una soluzione di pace in Palestina, a Catania, la testimonianza di una cantante palestinese in duo con un chitarrista israeliano. Speriamo e preghiamo. Emanuela Corsi. Ogni barriera religiosa, culturale e ideologica. Un importante messaggio in un momento in cui si intravedono spiragli di pace. So yesterday I get up with Ieri mi sono svegliata, come tutte le altre persone, con una grande speranza. Quindi dobbiamo pregare, essere positivi e pregare. pray. Miriam Tukan, ospite a Catania della rassegna Jazz for Peace, si esibisce da anni in eventi, conferenze e marce per la pace in tutto il mondo. Spesso ha duettato con la celebre cantante israeliana Noah, portando un messaggio chiaro: la convivenza è possibile. It's possible. Questo è possibile. Oggi è molto difficile vedere la fratellanza tra questi due stati, ma sono nate in un posto dove ebrei, arabi e palestinesi vivevano assieme. Miriam Tukan, madre di una bambina di pochi mesi, ci racconta cosa desidera per il futuro di sua figlia. Mi auguro per lei di vivere in un posto sicuro, di guardare avanti verso un futuro giusto, fatto di uguali diritti. Equal rights. A Catania, inaugurata poco più di un anno fa, è già in condizioni pietose la piazza intitolata ai Vigili del Fuoco caduti sul lavoro, rifiuti e vetri davanti al monumento, distrutta anche l'altalena. Tonino De Mana. Arredi e giochi distrutti, rifiuti sparsi per terra, vetri in frantumi e bottiglie persino davanti al monumento in memoria dei Vigili del Fuoco caduti, si legge, nell'adempimento del proprio dovere. Inaugurata lo scorso anno, la piazza incastonata tra le vie Playa e delle Ondine è già in condizioni pietose. La mano distruttrice dell'uomo ha fatto il suo corso con effetti devastanti. Non è stata risparmiata neanche l'altalena, ridotta ad un ammasso di legna e ferro. Mio nipote dice: come mai hanno ridotto così questa piazza? Sono cose che ci lasciano veramente amareggiati. Sollecita interventi il consigliere del primo municipio Buglio. Questo problema lo porterò in primis al Consiglio del primo municipio per attenzionarlo all'amministrazione centrale. Non è possibile che questa piazza sia ridotta in questo modo in così poco tempo. Il tricolore in bella mostra, istituzioni presenti e tanta voglia di consegnare alla città una piazza per tutti. Oggi quel giorno, 28 giugno 2024, sembra molto lontano. È veramente triste vedere in che condizioni versa Piazza delle Ondine. Piazza che fu intitolata ai deceduti dei Vigili del Fuoco in servizio. Facciamo un accorato appello all'amministrazione affinché predisponga delle telecamere di videosorveglianza. È un appello accorato anche alla popolazione stessa affinché quel luogo venga rispettato e tutelato. Servono controlli e senso civico. Lo ripetiamo da tempo e non vorremmo sembrare ripetitivi. Adesso una breve pausa, a tra poco. Un nuovo farmaco per la cura della sindrome di Down. Se ne è parlato a Troino durante un incontro sul progetto europeo ECOD. Orazio Longo. Trisomia 21 è la forma più comune di disabilità intellettiva su base genetica, la sindrome di Down. Oltre 1 milione di persone ne è affetto in Europa. Il progetto europeo ECOD nasce per rispondere a un'esigenza sempre più ampia, cioè quella di sviluppare il primo farmaco di una nuova classe. I cosiddetti inibitori specifici dei recettori, che hanno mostrato un alto livello di efficacia preclinica nei modelli animali, dando risultati preliminari positivi anche nell'uomo. Di questo si è parlato a Troina presso l'IRCS Oasi Maria Santissima. Per non solo parlare del nuovo farmaco di cui presto speriamo inizierà la sperimentazione clinica, lo studio di fase 2B, ma soprattutto per poter comunicare direttamente con le famiglie sul meccanismo d'azione di questo farmaco innovativo e sulle prospettive nuove di cura. Ci auguriamo intanto che la ricerca abbia uno sviluppo
veloce e che rientri in una tempistica più o meno veloce. Capisco i tempi, però la cosa più importante appunto è arrivare a trovare, a dare ai nostri figli una qualità di vita più alta. Tra i relatori Pier Vincenzo Piazza, scopritore del farmaco con Aelis Pharma. Prossimo step del progetto sarà l'avvio entro la fine dell'anno dello studio di fase 2B. E adesso andiamo a Messina, dove nello scenario di Capo Peloro si sta svolgendo la 7ª edizione del Festival degli Aquiloni. Francesco Triolo. Un festival dedicato ai bambini, ma è innegabile che a divertirsi sono anche i genitori. Gli aquiloni scorrazzano nel cielo di Capo Peloro a Messina, sfruttando la magia del vento che da queste parti non manca mai, e dipingono bellezza su uno sfondo unico, quello dello Stretto. Da venerdì pomeriggio sino ad oggi il Festival Internazionale degli Aquiloni, giunto alla 7ª edizione, ha richiamato tantissima gente con momenti di gioco ed allegria, con la festa e il corteo che ha sfilato per le strade del Borgo Marinaro, trampolieri e giocolieri per avvicinare grandi e piccini ad un immaginario fatto di abilità straordinarie e momenti di pura meraviglia, anche con un messaggio di pace. Crediamo che l'aquilone, col simbolo di leggerezza e di libertà, rappresenti veramente idealmente un messaggio che deve essere inviato a tutti, a tutto il mondo. E oggi noi abbiamo visto tanti bambini che erano stupiti col naso all'insù, che si meravigliavano di vedere gli aquiloni, e crediamo che questo sia un diritto di tutti i bambini del mondo. In cielo aquiloni provenienti anche da Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre a numerosi appassionati italiani e siciliani. Poi musica, arte, poesia, mostre che hanno caratterizzato questo festival che da sempre riunisce grandi e piccini. Ancora una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. Eccoci al calcio, il Catania vince il derby col Siracusa, al Massimino finisce 2-0, una rete per tempo, Lunetta in apertura e nella ripresa Ierardi. Sentiamo Marco Carli. Il Catania torna al successo dopo quasi un mese. Lo fa nel derby imponendosi 2-0 sul Siracusa, che rimedia al Massimino la 7ª sconfitta nelle prime 8 partite. Toscano propone Lunetta da punta, Caturano siede in panchina, Jimenez torna dal primo insieme a Ciccerelli, Quaini a centrocampo. Nel Siracusa Turati sceglie Contini davanti e Parigini nei 3 dietro la punta. Il Catania al minuto 5 già avanti, ottimo intercetto di Di Tacchio su Limonelli. Lunetta corre verso la porta lasciandosi dietro Pacciardi e di sinistro mette nell'angolino. Quinto gol stagionale per il capocannoniere rossazzurro di questo avvio di campionato. Il Siracusa guadagna campo, ma complice l'assenza di una punta di peso non impensierisce Dini. Nel Catania ci prova ancora Lunetta di testa ma manda alto. La squadra di Toscano recupera palla e riparte. Questo è il filo conduttore che porta anche all'ultima opportunità del primo tempo. Lunetta lanciato a rete trova la parata di Farroni, il pallone passa da Ciccerelli a Jimenez fino a Casasola che conclude alto. Nella ripresa il canovaccio resta identico, Dini non fa una parata e quando il Catania riparte invece si rende pericoloso e così costruisce la rete del 2-0. Donnarumma lancia Ciccerelli largo a sinistra, il trequartista si accentra e serve Ierardi che dal limite lascia partire un rasoterra preciso per il gol del raddoppio, il terzo sigillo personale del difensore goleador della squadra di Toscano. Dopo la rete arriva anche il momento di Caturano, Turati è costretto invece a far uscire Molina appena entrato per Capanni. Caturano riesce ad andare alla conclusione dopo un bel passaggio di Raimo, ma il tiro a colpo sicuro è rimpalato da Puzzone. Ha un'occasione anche da Ausilio subito dopo il suo ingresso in campo, ma la palla finisce in corner. Nel finale la parata di Farroni nega il primo gol a Caturano, presentatosi a tu per tu col portiere Retuseo. Il Catania guadagna 3 punti sul Benevento e si porta a -1 dalla seconda piazza occupata dai Sanniti. Il Siracusa resta ultimo. E ora la soddisfazione di Toscano e la delusione di Turati nel post gara, al microfono sempre di Marco Carli. Fare i complimenti ai ragazzi perché secondo me hanno fatto una partita perfetta, hanno interpretato il piano gara che avevamo preparato durante la settimana, perché se non affronti il Siracusa in questa maniera ti crea sempre pericoli. Nelle partite precedenti contro squadre anche blasonate ha creato diversi pericoli alle avversari. Oggi noi abbiamo creato 6-7 palle gol, abbiamo concesso neanche un tiro in porta a Siracusa, che nelle altre gare ha creato grossi pericoli alle avversarie. Per questo devo fare i complimenti ai ragazzi. Siamo contenti che oggi Sasà ha calcato
il Massimino e ha fatto una buona gara come tutti i ragazzi che sono subentrati, Raimo, D'Ausilio, stesso Allegretto, questo è lo spirito giusto, tutti sono coinvolti, tutti vogliono dare il loro contributo e questa deve essere la nostra mentalità. È stato un inizio complicato perché insomma prendere gol dopo 6 minuti ha un po' fatto sì che poi il Catania interpretasse un po' la partita che predilige fare e devo dire che noi non siamo stati assolutamente bravi e non siamo stati brillanti come in altre occasioni ad impensierire la difesa avversaria, quindi andiamo via molto rammaricati da qua. Al provinciale pari interno per 1-1 del Trapani col Giuliano, a tempo scaduto Canotto fallisce un calcio di rigore, solo 3 punti dei Granata nelle ultime 4 partite. Franco Cammarasana. 3 punti nelle ultime 4 partite. Trapani in crisi di risultati, ma non va tanto meglio sul piano del gioco e così il Giuliano, reduce da 3 sconfitte consecutive, strappa un pari al provinciale grazie anche al portiere russo che a tempo abbondantemente scaduto al 57esimo para un rigore calciato in maniera maldestra da Canotto. Il risultato di 1-1 era stato fissato dopo appena 3 minuti di gioco. Dopo 18 secondi, Trapani in vantaggio con Cioferri su un assist in area di Grandolfo su un cross di Canotto. Dopo 2 minuti il pari con una conclusione di testa di Nepi su un cross di Balde. Poi qualche occasione qua e là su entrambi i fronti, sprecate talvolta in maniera banale. In Serie B Palermo concreto e vincente contro lo Spezia 2-1 con i gol di Poyampalo e Pierozzi. Marco Gulla. Pratico, concreto e vincente. Il Palermo sbanca il picco, vince 2-1 contro lo Spezia e mette in cascina 3 punti d'oro. Dopo 2 prestazioni poco brillanti, la squadra di Inzaghi ruggisce e addenta lo Spezia. I rosanero soffrono solamente nel finale, ma per larga parte del match sono sul ponte di comando e non rischiano praticamente nulla. Inzaghi lascia fuori Brunori e mette dentro Palumba assieme alle due donne con Poyampalo al fiero offensivo. Palermo che parte subito aggressivo, Veroli sfiora il gol, ma alza troppo la mira. Poi altra occasione, caos in area ligure, Poyampalo non riesce a segnare da pochi passi. Si fa male intanto Bani, entra Diachité. Il Palermo non perde la bussola e al 42esimo trova il gol. Cross in area di Palumbo, mischia e rete di Poyampalo che è lesto a battere il portiere dello Spezia 1-0. Ripresa, entra Giasi al posto di Diachité. Il Palermo controlla il match al 58esimo, raddoppia. Angolo, tiro svirgolato di Poyampalo, mischia e colpo di testa di Pierozzi che la piazza all'angolo 2-0. La gara scorre, la banda di Inzaghi segue lo spartito senza stonature, i cambi anestetizzano i ritmi. Solo nel finale la partita si riaccende, rigore per lo Spezia per ingenuità di Blen. Joronen pare rigore, ma sulla ribattuta lo Spezia segna su autogol di Giovane. Nel finale il Palermo rischia, ma ancora il portiere rosanero salva. 2-1 e 3 punti cruciali per la formazione rosanero. Siamo molto contenti, oggi veramente abbiamo perso Bani che è il nostro leader e la squadra è stata straordinaria, veramente, insomma non vincevamo da più di 90 anni su questo campo, ma questa squadra aveva già sfatato il tabù Caserta, il tabù Castori e oggi c'era anche il tabù D'Angelo per me perché non avevo mai vinto con lui e poi un campo difficile perché se non si vince da 93 anni vuol dire che qui non è semplice, però la squadra ha fatto una grandissima partita. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona giornata.